Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo di oggi, venerdì 12 maggio. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso ieri un avviso in cui dichiarava che dopo l'esaurimento della perturbazione che ha interessato il territorio del Veneto tra mercoledì e giovedì, nella giornata di oggi, venerdì 12 maggio, saranno ancora presenti condizioni di instabilità. Sono attese delle precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale, specie nella seconda parte della giornata, ma con fenomeni più irregolari e discontinui. Il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, ha mandato un comunicato nella data di ieri sera, in cui dice che la pioggia, leggo testualmente, la pioggia delle ultime ore è arrivata a superare 90 mm nelle 12 ore e 150 mm in 24 ore, mettendo in stato di preallarme alcuni dei corsi d'acqua principali della regione del Veneto. Si registrano alcuni contenuti allagamenti, ma la situazione è al momento ampiamente sotto controllo. Non ci sono segnalazioni di situazioni di rischio per le persone o particolari criticità a carico della rete idraulica. Stiamo comunque seguendo con i nostri tecnici lo scenario generale per essere pronti in caso di maggior bisogno. Nella giornata di giovedì ci sono stati più di 50 interventi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, alcuni dei quali sono continuati fino a tarda serata. In totale sono state attivate 66 squadre di volontariato sul territorio del Veneto, in particolare in provincia di Rovigo con 26 squadre e 23 in provincia di Padova. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ieri le condizioni meteo proibitive hanno tenuto gli equipaggi Meteor in banchina. Il vento da nord-est, la pioggia, l'onda formata e l'allerta arancione per criticità idrogeologica e idraulica prevista dalla Regione Veneto nel territorio di Chioggia hanno prima fatto differire la partenza e poi annullate tutte le prove che si sarebbero dovute svolgere nella seconda giornata. Classifica quindi invariata in testa Pecora Nera, seguita dalle Clodiensi, Engi e Anemos. Oggi si cercherà di capitalizzare al meglio il tempo a disposizione, infatti il campionato sarà valido per l'assegnazione del titolo italiano dalla conclusione della quarta prova. La gioia dell'assessore all'ambiente della città di Chioggia, Serena De Perini, è tangibile nelle parole sul post nella sua pagina di Facebook con cui annuncia la nomina da parte della Regione Veneto di Chioggia come ente gestore delle Tegnue. Un grande lavoro di squadra ha portato a questo risultato, continua ringraziando il sindaco Mauro Armelao per averle affidato questo incarico, sapendo quanto ci tenesse. Ha poi continuato ringraziando il consigliere regionale Marco Dolfin e la Regione Veneto per l'aiuto e l'impegno, l'Ufficio Ecologia e Ambiente per averla seguita passo dopo passo in questo percorso e un doveroso grazie continua a Piero Mescalchin per averci sempre creduto ed aver trasmesso l'entusiasmo anche a chi là sotto non c'è mai stato. Siamo pronti, adesso c'è tanto da fare, ma finalmente possiamo dirlo, le Tegnue sono tornate a casa. Grazie quindi da parte di tutta Chioggia all'assessore, per la quale questo è stato un incarico di cui si è presa a cuore dal primo istante, riuscendo a vincere le perplessità e le diffidenze, riuscendo a ottenere, come lei stessa ha commentato, senza riuscire a trattenere la gioia, un risultato straordinario per la città.
Dunque, evidentemente è un periodo di rettifiche. Allora, ieri avevamo dato notizia che c'era stato un incidente stradale, un'auto era uscita di strada in Romea tra Sant'Anna in direzione di Cavanella, sono intervenuti i vigili del fuoco, avevamo dato notizia che gli occupanti erano due stranieri e che comunque non era successo nulla di grave. Ecco, in realtà invece l'occupante era una persona, un uomo residente nella provincia di Perugia, e quando c'è stato l'incidente, lo abbiamo preso dopo, praticamente non tutti si sono fermati subito, anzi più di qualche macchina, qualche mezzo, pur avendo visto la macchina ribaltata, non si è fermata a prestare soccorso. Successivamente, quasi subito, si sono fermati un po' di persone e hanno cercato di aiutare questa persona che era incastrata o bloccata all'interno dell'abitacolo con l'auto capovolta. E fino a quando non è arrivato un carabiniere fuori servizio, l'appuntato scelto Alessandro Gramuglia, Gramuglia, sì, scusate, non volevo sbagliare, che appunto è riuscito a introdursi nel mezzo ed è riuscito a tirare fuori questa persona a forza di braccia. Successivamente sono arrivati il SUME 118 e i vigili del fuoco che hanno trattato, diciamo, il mezzo con una certa cautela, in quanto era uno di quei mezzi alimentato a GPL. In seguito poi all'incidente abbiamo saputo che la persona è un italiano e poverino era in attesa di trapianto in pratica, quindi forse avrà avuto malore anche per questo. Complimenti alle persone che si sono fermate per dare soccorso, che appunto si sono messe, anche perché tra l'altro la Romea è un po' pericolosa, è un tratto dove purtroppo la gente tende a correre, come lo sappiamo bene, e complimenti all'appuntato scelto Gramuglia che si è fermato subito e ha fatto questo intervento. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Bene. Hanno corso forte, hanno corso. Veloci. Hanno corso forte. Ci mettiamo un po' di lato qua, perché ci stanno anche loro tutti davanti. Bisogna tenere tutti là. Anche qui dei quali la colonna. Così teniamo anche la parte bassa. La parte alta. Ok, vai. Tira. Bellissima. Complimenti, bella. Bellissima questa. Veramente. Tutti colorati. Bene. Sulle mani. Grazie anche quest'anno. Molto bene ragazzi. Prego. È sempre un onore per la nostra città poter ospitare il passaggio di testimone della Run for Hope. Anche quest'anno, grazie ai Cavalli Marini e alla Runner School, Chioggia è stata partecipe di questa corsa podistica che ha lo scopo di beneficenza. Unire lo sport a uno scopo così benefico è solo lodevole, quindi un ulteriore applauso, come tanti altri abbiamo già fatto alle nostre associazioni di territorio che sono sempre in prima linea. Noi siamo veramente contenti di aver fatto questi 15 km da Santa Margherita a Chioggia, siamo stati risparmiati dal tempo e siamo arrivati e siamo veramente contenti di partecipare a questa occasione, a questa possibilità, tutto a titolo di beneficenza. Complimenti. Stefania? È una causa nobile quest'anno per l'AIRC. Ringrazio Cristian Zovico che si è dato da fare per mettere anche quest'anno Chioggia nella tappa intermedia. Addirittura quest'anno proseguirà fino a Rosolina. L'anno scorso siamo scivolati fra Padova e Venezia. E avanti sempre, Cavalli Marini, Sara, tutti alla grande. Proprio Chioggia non manca mai. Grazie. Grazie a voi. Scusa. Niente, volevo salutarvi anche io tutti quanti, sono orgogliosa quest'anno di aver potuto partecipare anche io con i miei allievi per una buona causa, e anche se con una piccola distanza di 1 chilometro dal tribunale di Chioggia
al comune. È stato veramente emozionante arrivare la presidente del Panatro, l'assessore allo sport, i cavalli marini, insomma grazie mille a tutti quanti. Grazie a voi, complimenti. Grazie a voi. Siamo con Sara Naccari al canile di Chioggia, però di quello di cui vogliamo parlare non è il canile ma è il gattile, l'oasi felina. La situazione gatti non è una situazione facile in questo momento. Voi volontari, ho preso 2 gattini da voi, 3 anzi, e ho avuto modo di vedere che fate tutto in casa. Le volontarie si assumono la responsabilità di avere gatti malati, gatti sterilizzati, da sterilizzare in casa. Spiega un attimo anche la necessità che avete, perché avete questa necessità? Allora, purtroppo prima eravamo 5, adesso siamo ridotte a 2 volontarie, io e un'altra volontaria. Purtroppo le nostre case non sono ospedali per animali, non sono case di riposo, sono case e quindi in queste situazioni noi dovremmo avere tutti i gattini che vengono recuperati per strada, i gatti ammalati, i gatti accidentati, i gatti da sterilizzare. Capite bene che è una situazione che si è creata, una situazione impossibile. E quindi se in qualche modo non verrà risolto il problema dell'oasi felina, si ritornerà indietro di 20 anni, perché in 6 mesi la popolazione felina si rinnoverà in maniera spropositata. Siamo molto preoccupati, perché purtroppo poi la gente non chiama i vigili, non chiama i veterinari, chiama noi, e se noi non siamo presenti nel territorio immediatamente ti vengono a dire ma che associazione siete, non fate niente. Quindi in primis chiedo se qualcuno può essere disponibile a tenere dei gatti in casa. Sono molto pessimista, perché tutti ti dicono di sì e poi alla fine non c'è nessuno. Serve spazio, serve tempo, serve volontà, serve anche amore, ma anche una certa professionalità per quanto riguarda i gatti, perché quando si sterilizzano i gatti di colonia, che di solito non sono molto, sono un po' felini e quindi non sono, hanno le unghie, devono essere presi 2 giorni prima, tenuti a dieta, spostati da una gabbia all'altra 3-4 volte al giorno, perché ovviamente fanno le loro cose, e quindi ci vuole una persona che fa. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373, per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 12 maggio, è la farmacia Nicolini in Corso del Popolo a Chioggia. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, dove continuiamo a fare lo speed con Namirial e l'assistenza.